il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È venerdì 8 maggio 2026. Oggi, Marco Rubio a Palazzo Chigi. L'Italia cerca un posto al tavolo con l'America di Trump. Nello stretto di Hormuz, tensione altissima. Washington sospende Project Freedom, ma non arretra. Il decreto ponte è legge. Salvini sfida i veti e rilancia sui cantieri. In Gran Bretagna, Farage e Reform UK battono il Labour alle elezioni locali. Sul fisco, Gusmeroli attacca. Il sistema trasforma il contribuente in un bersaglio. E infine, Locatelli inchioda Giannini. Vergogna per le parole sulla vita in carrozzina. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Italia-USA al tavolo. Rubio a Palazzo Chigi. L'Italia ascolta. Marco Rubio arriva a Palazzo Chigi e non è una visita da album diplomatico. È un passaggio di sostanza, nel pieno di una crisi che corre da Hormuz al Libano, passando per il Vaticano e il Mediterraneo. Giorgia Meloni prova a tenere l'Italia agganciata al tavolo che conta, quello con l'America di Trump, non per subalternità, ma per interesse nazionale. Perché mentre troppa Europa commenta, ammonisce e poi resta ferma, Roma tenta di giocare la partita vera. Sullo sfondo ci sono la sicurezza energetica, la presenza in Libano, i rapporti con la Santa Sede e il nodo del disimpegno americano. L'Italia non può fare da spettatrice. Se vuole difendere i propri interessi, deve parlare con Washington. Anche quando Washington parla il linguaggio ruvido di Trump. Trump non arretra. Hormuz, tregua armata, deterrenza e negoziato. Donald Trump sospende Project Freedom, ma non smobilita. Gli Stati Uniti lasciano spazio al negoziato con Teheran, ma il blocco resta, la deterrenza resta, l'avvertimento resta. Nello stretto di Hormuz, secondo CENTCOM, 3 cacciatorpediniere americani sono stati presi di mira da missili, droni e piccole imbarcazioni iraniane. La risposta è arrivata con attacchi di autodifesa contro obiettivi militari iraniani. Trump manda un messaggio semplice. La pace è possibile, ma non può nascere dal ricatto sulle rotte energetiche mondiali. Il presidente tratta perché prima ha mostrato i muscoli. La diplomazia funziona solo quando alle sue spalle c'è la forza. Teheran può firmare, oppure può scoprire che Washington non sta giocando. Ponte, avanti, è legge. Salvini sfida i veti dell'Italia del no. Il decreto ponte è legge. La Camera dà il via libera con 160 sì, 110 no e 7 astenuti. Il governo rimette in moto l'iter del collegamento sullo stretto dopo i rilievi della Corte dei Conti, affidando all'MIT gli adempimenti su piano economico-finanziario, pareri tecnici, verifiche ambientali e rapporti con Bruxelles. È una notizia politica, prima ancora che tecnica. Il ponte è il simbolo della Lega di governo, cantieri, sud, lavoro, infrastrutture. Le opposizioni parlano di opera morta e impossibile, ma la linea di Salvini è un'altra: non seppellire il paese sotto carte e rinvii. Lo ha detto Rixi: serve uno Stato che decide e realizza, non uno Stato che rallenta tutto. È esattamente qui lo scontro: fare o bloccare. Farage sfonda. Reform UK supera il Labour nelle elezioni locali. In Gran Bretagna arriva una scossa che parla a tutta Europa. Il Labour di Starmer incassa una batosta nelle elezioni locali, mentre Reform UK di Farage avanza e supera i laburisti nei primi dati parziali. ANSA la definisce la destra trampiana britannica. Il voto inglese racconta qualcosa che le élite fanno finta di non vedere. Quando i cittadini chiedono confini, sicurezza, identità e meno prediche morali, trovano qualcuno che dà voce a quella domanda. Non è folklore, non è protesta passeggera, è politica. Il sovranismo torna ogni volta che il popolo scopre di essere stato escluso dalle decisioni. Farage sfonda perché parla a chi non vuole più chiedere permesso ai custodi del pensiero corretto. Fisco, trappola italiana. Gusmeroli, chi è onesto non può diventare bersaglio. Sul fisco la Lega mette il dito nella piaga.
A Restart, su Rai 3, Alberto Gusmeroli ha collegato il caos dei 730 precompilati e delle certificazioni uniche al problema vero. Un sistema così complicato da trasformare il contribuente in un bersaglio. La tecnologia sbaglia, le norme si accavallano, arrivano avvisi bonari, cartelle, accertamenti. E a pagare è chi lavora, chi produce, chi prova a stare in regola. Per Gusmeroli, accertamento non significa evasione. La Lega lavora sulla rottamazione quinquies. Rientro per chi è decaduto dalla Quater. 5 giorni di tolleranza sui pagamenti. Possibilità di rateizzare. Lo Stato deve riscuotere, ma non può comportarsi come una tagliola cieca. Sinistra, morale a 2 pesi. Locatelli inchioda Giannini. La ministra Locatelli ha detto una parola semplice: vergogna. Riguarda Massimo Giannini, volto del circuito progressista, dopo le parole a Di Martedì sulla vita in carrozzina. Il punto non è la frase infelice, è il doppio standard. Se fosse uscita da un esponente di destra, oggi avremmo edizioni speciali, scomuniche civili, lezioni di umanità a reti unificate. Siccome arriva da un salotto amico, ecco il soccorso del contesto e della buona intenzione. Locatelli ha accusato chi parla così di calpestare la dignità delle persone. La Fish ha espresso profonda indignazione. La dignità dei fragili non può essere una metafora da talk show, soprattutto da chi ogni sera pretende di dare patenti morali agli altri. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump punta Pechino. Chiudere Hormuz per arrivare libero al vertice con Xi. Donald Trump tratta con Teheran non perché abbia scoperto il linguaggio felpato delle cancellerie, ma perché prima ha mostrato la forza. Ha sospeso Project Freedom per lasciare spazio a un accordo, ma il blocco resta, la pressione resta. È politica di potenza, non buonismo diplomatico. Sul sussidiario.net Ugo Tramballi individua la chiave. Trump vuole chiudere il dossier iraniano prima del vertice con Xi Jinping del 14 e 15 maggio. Hormuz va riaperto, i mercati energetici normalizzati, ma il presidente non vuole presentarsi davanti alla Cina ancora in guerra con l'Iran. Come osserva Tramballi, Trump non si vuole presentare al summit mentre è tecnicamente in guerra con gli iraniani. Trump alza la posta sull'uranio, tiene Teheran sotto pressione e prepara il tavolo con Pechino. L'unico ostacolo, secondo Tramballi, potrebbe essere Netanyahu, interessato a non far raffreddare il fronte con Iran ed Hezbollah. Per Washington il messaggio è chiaro: chiudere Hormuz, contenere Teheran, arrivare a Xi con le mani libere. La pace nasce quando qualcuno fa capire che il prezzo del no può essere altissimo. Famiglie nel mirino. Tassi alti e patto di stabilità. Il costo lo pagano i cittadini. Quando i prezzi corrono, la BCE pensa ai tassi. Quando famiglie e imprese chiedono ossigeno, Bruxelles ricorda il patto di stabilità. È la solita Europa, severa con chi paga il mutuo, lenta quando deve proteggere il potere d'acquisto. Sul sussidiario.net Luigi Campiglio avverte che un rialzo dei tassi può frenare l'inflazione, ma rischia di raffreddare l'economia. In Italia crescita, salari e consumi non sono dettagli. Campiglio evoca il rischio stagflazione, prezzi su, domanda giù. Contro questo scenario dice una cosa semplice: non penso che l'arma vincente sia un rialzo dei tassi di interesse. Il punto si collega al fisco trappola. Contribuenti schiacciati da norme complicate, famiglie e imprese strette fra bollette, credito caro e vincoli europei. Campiglio indica strumenti concreti: aiuti mirati, taglio del cuneo fiscale, rinnovi contrattuali legati al costo della vita. La stabilità non può diventare un cappio. L'Europa non può chiedere sacrifici togliendo agli Stati gli strumenti per difendere stipendi, lavoro e imprese. E con questo si chiude la puntata di oggi. Un caro saluto a tutti, buon weekend e appuntamento alla prossima settimana con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.